Al via oggi in streaming il congresso La Sicilia Unita per lo screening del carcinoma alla mammella, organizzato dall'Accademia Studi Mediterranei in collaborazione con l'assessorato della salute della regione siciliana. Stamani il saluto del sindaco di Agrigento, dottor Miccichè, quello del presidente dell'ordine dei medici di Agrigento, Pitruzzella, quindi l'intervento della professoressa Assuntina Gallo Afflitto. Hanno introdotto i lavori Franzo Bruno Stella di Spaccaforno, nella sua qualità di presidente dell'Accademia Studi Mediterranei, quindi Monsignor Enrico Del Covolo come presidente del comitato scientifico. È un po' una sfida quella che abbiamo voluto lanciare, non solo perché l'ha fatta e realizzata in un momento difficilissimo, non c'è bisogno che torniamo sempre sullo stesso argomento, ma perché, ripeto, l'ho detto nel mio intervento poc'anzi, abbiamo voluto sottolineare la necessità di ritornare a valutare anche le altre patologie. Purtroppo il mondo della malattia nel nostro Paese non è solo fatto di coronavirus, è fatto delle patologie cardiologiche, oncologiche, che continuano a persistere, ma che purtroppo per questa straordinaria attenzione che ha richiamato questa pandemia hanno consentito che venissero tralasciate molto spesso le cure, e questo con grave danno. E vi dico una cosa, che la cosa più dolorosa è che il grave danno è soprattutto per la gente, diciamo, meno importante, per la gente più sfortunata, meno fortunata, perché chi ha condizioni economiche floride in una maniera la soluzione la trova, cari amici. Il problema è chi è legato al territorio, chi non può non andare se non nell'ospedale là vicino, chi, se gli rifiutano di fare gratis la mammografia in questo caso piuttosto che la TAC, ha problemi a tirare fuori i 250 euro che ci vogliono di farlo. Questa è la gente che sta soffrendo di più, e questo è davvero una cosa che mi fa, devo dire, un po' arrabbiare, ecco, mi fa un po' arrabbiare, perché avercela con i bambini, avercela con le donne, avercela con i più deboli è quanto di più, come dire, meno nobile ci possa essere, lasciatemi usare questo termine, meno nobile ci possa essere. Mi pare che l'iniziativa che stiamo conducendo, questo forum, questo corso, questo convegno sullo screening del carcinoma alla mammella abbia una rilevanza veramente straordinaria, non soltanto per il territorio della Sicilia Unita, ma un po' per la risonanza che questo fatto, questo evento scientifico può avere in tutto il mondo. Pensiamo che Samsung, che è la società che sta diciamo sostenendo questo convegno, si è impegnata pure a diffondere i contenuti del nostro convegno, e quindi varchiamo, diciamo così, l'oceano. Tutti conoscono il problema enorme del carcinoma alla mammella. Io ho 5 sorelle e quindi ho anche delle esperienze dirette di dolore in questo ambito. E speriamo che questa prima causa di morte delle donne possa, con queste ricerche così accurate e con lo sviluppo, la crescita dei mezzi tecnologici più sofisticati, possa essere contenuta e in parte almeno sconfitta.